CDM di Genova, e la Roma invece reduce dalla vittoria contro la Chiave Treviso a caccia della propria identità. Buonasera Daniele Mennini. Buonasera, ciao Pietro, ciao a tutti. Allora, è stata una settimana quella che ha caratterizzato la L84 un po' particolare, perché dopo lo vedremo nelle scelte, ma la notizia è che Ton non fa più parte della compagine allenata da Diego Rios, e insomma questa è una perdita tecnicamente molto importante. Sì, direi il più classico è successo proprio un terremoto in casa piemontese, no? Personalmente, e parlando da Daniele, trovo inammissibile che un calciatore si comporti così, sparisca completamente, se ne vada in Brasile a fare altre competizioni. Per me è inconcepibile una cosa del genere. Il danno che si crea a una società, poi sia l'L84 la Roma, qualsiasi essa sia, è un danno grosso, perché si lascia la squadra in difficoltà col mercato chiuso, e quindi questa è una cosa che io non concepisco e non riesco proprio neanche a spiegarmi, a dare delle soluzioni. Di che cosa vogliamo parlare? Squadre pronte negli spogliatoi, e allora super spot, linea alla regia, e poi ci tuffiamo nell'84 Torino contro Roma. Fai passare il LED. Ben ritrovati dal Palasport di Leini. L'84 contro Roma. Abbiamo accennato a quella che è stata la situazione legata a Ton. Tra l'altro, Dani, ti dico che all'intervallo avremo anche il patron dell'L84, Lorenzo Bonaria, che ci spiegherà nel dettaglio quella che è stata una settimana surreale. Le formazioni mentre le squadre stanno per entrare in campo. Questo è il pallone targato Munich della Serie A, quinto. Andiamo con la Roma, perché Fabrizio Reali tiene fuori João Miguel e inizia con Sarmiento tra i pali, Avellino con Ceccarelli, Cutroneo e Fortino, Rinaldi, Sgro, Cutruppi, Michel, Riccardinho, Di Eugenio e Biscossi, i giocatori a rotazione a disposizione del tecnico romano. Vediamo la L84 di Diego Rios, che sceglie Kaique Rodriguez in porta, l'ex di giornata, con Toni, Hosico, Cuzzolino e Murino Schiocchet, Tondi, Rescia, Fortini, Liberti, Braga, Salas e Raguso. Invece le rotazioni per il tecnico spagnolo. Squadre che sono entrate sul rettangolo di gioco agli ordini di uno dei nostri arbitri internazionali, Giulio Colombin di Bassano del Grappa. Con lui fischia Canistrà di Catanzaro. Al crono c'è Lattanzio di Collegno. Terzo arbitro invece l'altro nostro internazionale, Chiara Perona, con Martina Piccolo invece impegnata nel mondiale nelle Filippine. Un grosso in bocca al lupo a lei e soprattutto alle ragazze di Francesca Salvatore. Tu, Dani, in particolar modo lo seguirai con grande attenzione. Le scelte degli allenatori. Allora, io credo che la Roma sia un po' lo specchio anche un po' del suo campionato. Affianca due giocatori d'esperienza come Fortino e Avellino, 42 per il capitano giallorosso. Sei sicuro? No, fisicamente ha fatto un patto con qualcuno, perché ne ha 16-17, e Avellino 88, quindi 37 primavere per il ragazzo argentino, e poi un 2006-2007, e questi numeri, sai, poi alla fine nell'arco di una partita è un progetto interessante quello della Roma Futsal, no? Perché comunque vuole affiancare a delle colonne, a dei maestri di questo sport, giovani ragazzi cresciuti in casa. Dall'altra parte invece l'L84, sulla carta una formazione
dico esperta, va, facciamo così, non c'è nessuno sotto i 30 anni, tolto Van der Salas, che comunque ne ha 28, è una formazione già più pronta, gioca da tanto tempo insieme e quindi anche i numeri, no? 28 gol fatti, 14 subiti per la formazione di Diego Rios, 12 gol subiti e 16 gol subiti e 14 fatti per la formazione della Roma. Ha cambiato tanto da un punto di vista filosofico la Roma, ha inserito questi ragazzi l'anno scorso già un po' di meno, quest'anno in pianta stabile, quindi ci vorrà un po' di più per vedere una Roma secondo me già un po' più rodata. Dall'altro lato il gruppo storico dell'L84 questo è. Tra l'altro in casa Roma, torna un attimo di là, c'è una linea di continuità con Fabrizio Reali in panchina che ha cresciuto anche questi ragazzi all'interno del settore giovanile. Certo. 19 ha vinto tutto quello che c'era da vincere a livello giovanile, c'è stata la crescita esponenziale di Michel. Dani l'avevamo visto a Lecco un anno e mezzo fa in Italia-Spagna Under 19 e ci eravamo chiesti ma questo cosa ci fa con la 19 e ha deciso Roma-Napoli, inquadrato proprio Fabrizio Reali. In casa L84 il recupero di Leandro Guzzolino che parte all'inizio, così come quello di Tuli. Van der Salas in panchina a onor di firma, non è ancora al 100%, meglio, sì. C'è però una bella notizia perché mercoledì è stato depositato il tesseramento di Lorenzo Ezzi in casa L84, quindi siamo prossimi, credo nelle prossime settimane, a vederlo all'interno degli allenamenti. Ha dovuto superare un problema legato al cuore per quanto riguardava le visite mediche, superato, tesseramento depositato. Ecco in tribuna la scelta di Kaique Rodriguez. Dani, dopo la partita l'avvio di stagione di Fabio Tondi un po' particolare, scelta che ci ha sorpresi un pochino. Scelta sì, fino a un certo punto, perché le qualità di Kaique ovviamente sono... Mister Rios ha detto mi serve qualcuno per giocare con i piedi. Fra i pali Tondi è partita intanto L84 Roma. Avellino prova ad andare subito in verticale, rimessa laterale per la formazione di casa. Poi pure Dani. Sì, ovviamente è un portiere più pronto Fabio Tondi, cioè comunque sia 9 anni di differenza su un portiere sono tanti. È un portiere che sicuramente magari perde qualcosa in fase di piedi rispetto a Kaique Rodriguez. Fra i pali Fabio Tondi ad oggi è ancora molto più affidabile, no? Ma Kaique è un ragazzo di 23 anni, è un ragazzo che deve crescere inevitabilmente, perché un portiere, lo sappiamo, matura dopo i 25, quindi è un ragazzo che però promette bene con i piedi. Sarmiento qui va lungo, mette un po' di dubbio proprio su Kaique che con i pugni allontana in rimessa laterale. Tra l'altro uno che doveva formarsi, no? Nicolas Sarmiento non ha fatto nulla in carriera, non ha vinto niente, ha vinto solo un mondiale, una delle icone. Mondiale parando la qualsiasi. Ceccarelli riceve da Avellino, si torna all'indietro proprio da Sarmiento che sale. Vediamo come incorpora l'azione col portiere qui la Roma, male perché Sarmiento chiude troppo il passaggio. Ceccarelli va a lasciare il pallone a Guzzolino, prova a partire di 4 la formazione di casa. Kaique si alza lui, eccola qui l'incorporazione dall'altro lato che vuole Diego Rios proprio con l'ex di casa. Palla imbucata forte con l'altra conclusione da parte di Iosico, era passato il lato con Tuli. Buona qui questa palla scavata di Kaique. Iosico ha trovato l'opposizione delle maglie giallorosse. Sì, qua nessuno è andato a pressare Kaique, credo Cotruneo dovesse andare, abbiamo visto tutte e due, sia quando è uscito Kaique che quando è uscito Sarmiento. E attenzione che prova a ripartire però Fortino a lanciarsi da solo con la parata proprio di Kaique. I due si conoscono molto bene, essendo Kaique Rodriguez cresciuto proprio nella Roma, però qui si è involato Rodolfo Fortino, che qua a qualche chilometro di distanza da Asti ha scritto pagine importanti di questo sport e non solo. Sì, dicevo che tutti e due quando sono usciti i portieri, la L84 ha difeso col piede opposto, quindi è salito il giocatore di destra. Eccola qua l'apertura di 4 e inevitabilmente, mancando Ton, io credo che sarà Tuli colui che, oltre ovviamente a Lucas Braga, che è proprio ruolo per ruolo, però io credo che Tuli possa andare a ricoprire quel ruolo. Poi è bravo perché può fare anche di 4. Tuli è proprio il classico universale che dove lo metti non solo sta, ma sta anche benino. Sarmiento prova ad andare lungo, cerca di mettere dubbio all'interno della fase difensiva dell'84. Cosico cicca l'intervento e lascia che il pallone finisca
sul fondo, riparte la formazione di casa. Schiocchet pressato forte da Avellino, che si è alzato tanto, aggancia altrettanto forte la pressione Cutruneo, che costringe Tuli a mettere il pallone in fallo laterale. Prima linea molto aggressiva da parte della squadra dei Reali. Avellino per Ceccarelli, prova la pisata, cerca di ripartire adesso l'84 con Schiocchet, che prova a verticalizzare in maniera rapida su Hocico. Non si coordinano bene i due. La Roma credo che abbia visto la partita di sabato scorso, perché per adesso mi è sembrato di vedere l'attacco alle spalle, cosa che secondo me Diego Rios ancora deve sistemare, perché lì davanti comunque è una squadra già rodata. Quello che chiede lui è questa prima linea con i cambi, i primi due, e poi la seconda linea invece va a seguire un po' più individuale, quindi questa cosa deve essere ancora un po' sistemata, perché a Genova settimana scorsa l'ha sofferta tanto questa palla alle spalle. È uscito Ceccarelli, è entrato Nino Isgro, che sull'1 contro 1 può essere sicuramente un fattore, ma riparte l'84 con Hocico in cabina di regia. Tuli verticale, non passa, e allora sarà rimessa laterale in favore proprio dell'84, che a sua volta ha inserito l'inquadrato Maxi Rescia. Si inizia subito, Dani, con rotazioni rapide per così trovare il chiavistello giusto. Sai, un tempo si cambiava a questo livello ogni 3, bene o male, no? Secondo più, secondo meno. Ora si sta abbassando sensibilmente, perché tanto Caiche, finta, sbaglia, occhio che prova a ripartire Avellino, non vanno per la porta, cercano velocemente, ed è bravissimo qui Tuli con la torre difensiva a mettere il pallone fuori. Avanza ancora la Roma con il calcio verso la porta, vogliono una deviazione quelli in maglia giallo-rossa, non è d'accordo Colombin, che era ben appostato. Roma che però vuole azzannare appena la possibilità. Sì, sta difendendo molto aggressiva la Roma, a partire dalla prima linea. Fortino poi è bravo, perché sa quando cambiare e quando piuttosto seguire e farsi 30 metri a correre indietro. Ma ragazzi, 42, si va per i 43, è un fisico da 16enne, lo posso dire, sì. Beato lui. Non siamo in fascia protetta. No, al momento. E ora vediamo come si va a sistemare la Roma, se prima aveva un terminale offensivo come Fortino, no? È entrato Biscossi da un lato, Cutrupi dall'altro. Io credo che Biscossi andrà a fare il pivot con caratteristiche molto diverse, quindi credo che come l'L84 c'è un L84 con Braga, punto di riferimento, e quindi Fortino dall'altro lato invece c'è una Roma con Fortino e una Roma senza, quindi aperture più di 4. È rimasto giù Lucas Braga dopo il contatto con Avellino. Credo che il vecchio Lucio gli abbia voluto dare il benvenuto in partita a Lucas Braga, che per farlo andare giù insomma ce ne vuole, però contatto definito legale. E allora riparte la Roma. Cutrupi scava Isgro, Cutrupi arma il destro, Caiche in due tempi. Quanto mi fa strano rivedere una maglia numero 10 della Roma. Non apriamo questo argomento perché mi metto a piangere in diretta. Ecco. Liberti fermato, Isgro torna, anzi Biscossi ha protetto bene il pallone, si torna da Cutrupi sulla banda di sinistra, prova a diventare il mancino. Biscossi esce dal traffico, bravo Biscossi, 27 anni quest'oggi per lui. Isgro chiuso dalla forbice legale di Maxi Rescia. Poi arriva Colombin, che ha qualcosa da ridire alla panchina dell'L84, specialmente adesso va a colloquio con Diego Rios. Si alza anche Guzzolino nelle vesti di avvocato a perorare la causa del suo allenatore. Comunque c'è una cosa che a me fa impazzire, vedere Maxi Rescia a 38 anni esultare per un contrasto vinto. È una cosa che hai dentro, non si insegna, però visto che è pieno di bambini in questo meraviglioso palazzetto, mi auguro che oltre alle giocate guardino anche questi piccoli dettagli, perché piccoli non sono. Liberti ha ricevuto da Braga, alimenta l'azione Maxi Rescia, si va dall'altra parte su Fortini, deve uscire la formazione di casa in maglia giallo-blu questa sera. Liberti prova a sgasare lui, non riesce ad attivare il DRS, e allora riparte la Roma. Biscossi, ma il campo è finito. Però bello il lavoro di Isgro a correre indietro, che è quella fase in cui lui sa di dover migliorare e si sta applicando tanto.
L'84 per adesso, ecco, stavo dicendo proprio questo, stanno mancando un po' di connessioni con Lucas Braga, perché è già entrato da 1 minuto e 30 e ancora non ha ricevuto palloni puliti, e ha bisogno di questo l'L84, ha bisogno del proprio pivot, perché poi è un pivot che fa differenza a centimetri, a chili, è in grado di fare sponde e mettersi in proprio, come stiamo appunto vedendo. Liberty invitato all'1 contro 1, prova ad attivarsi il Diablo, cerca il cono centrale, gli sporca la corsa Isgro, arriva il fischio di Colombin, calcio di punizione in favore della Roma, battuto però in maniera non precisa, c'è da rettificare il punto di esecuzione e allora adesso si può ripartire. Qua rivediamo tutto, Dani, il contatto, poi fischiato fallo a Lucas Braga. Sì, è un fallo prima che ricevesse la palla Lucas Braga aveva preso posizione non pulito. Viscossi va al cambio con l'ingresso di Robocop Rodolfo Fortino, vediamo se mantiene Raguso ultimo o se tra poco inizia anche il gioco delle coppie in fase difensiva. Cuzzolino non riesce a far passare il pallone in maniera pulita, l'ultimo tocco è di un giocatore però di casa. Allora Isgro, Avellino cerca a sua volta l'imbucata. Raguso sa che deve giocare così con Fortino, o gli giochi di lato per pronto anticipare o se no tosta, Giocata a L da parte della Roma con Kaique che non può far altro che mettere il pallone in angolo. Dentro Iosico si riformano un pochino di accoppiamenti strategici in entrambe le squadre. Sarà palla inattiva per la Roma e occhio al lavoro per Rodolfo Fortino che qualcosina ci ha fatto vedere nel feeling con Avellino, ma non è battuta bene il pallone. Allora per Iosico dall'altra parte fino in fondo, il campo è troppo profondo per cercare la porta di Sarmiento che vuole andare al rilancio lungo, lo fa con la conclusione cercata ma non trovata, ma ancora la Roma con Isgro, avanza Fortino, si sbraccia Diego Rios, Fortino a fare blocco per Isgro, destro-sinistro nello spazio ridotto, bravo Cuzzolino a rimanere con lui. Sì, bella la palla di Sarmiento, 30 metri di lancio sui piedi, lì non si è affidato Cutrupi probabilmente a calciare col proprio destro, è voluto rientrare, però l'84 stava bravo a tornare subito sotto palla. Avellino sul punto di battuta, Cutrupi con la rincorsa lunga, si lavora dall'altra parte il destro, palo, e il palo colpito da Isgro. Che bella esecuzione, la solita canonica esecuzione di Avellino, dentro anche Riccardinho in casa Roma. Partita proprio bene questa palla, tesa il giusto, non è scesa con la neve ma è scesa perfetta, coordinazione anche importante del 7. Tuli prova a reagire adesso l'84 con la giocata rapida, il tacco di Cuzzolino per Tuli che prova a sfondare, Tuli, Cuzzolino, Sarmiento determinante e poi aizza il pubblico. Leandro Cuzzolino, si accende il pala maggiore di Leini, si è accesa l'84 Roma. Poi rivediamo la parte finale finita proprio da Cuzzolino, ha fatto una sponda aerea notevole, parata di Sarmiento mentre andava a terra, tiene le braccia in alto, decisamente una grande parata. Prova a giocare sulla linea interna l'84, sporcata, e allora Cuzzolino a rimettere a posto la mappatura della squadra. Tuli, Cuzzolino, salito in cabina di regia il 17, Tuli da Cosico che ha cercato la sua classica sterzata sull'interno, Cutruneo è rimasto con lui. Questa è un'altra di quelle accoppiate studiate da Reali, ovviamente rapido su rapido, e qui Tuli scarabocchia l'impostazione, regala un giro gratis alla Roma. È rientrato Michel da questo lato. Andiamo a bordo campo, buonasera Luca Pellegrini. Buonasera a tutti, avete indovinato, le indicazioni di Reali erano soprattutto a livello difensivo ma sono le stesse di Rios, entrambi si stanno concentrando tanto sulla fase di interdizione, sulla fase di recupero palla, sono attentissimi agli 1 contro 1 e in particolare Reali ha detto occhio alla prima linea. Sarmiento, il rilancio direttamente sulla testa della panchina dell'84, torna in campo Maxi Rescia. Insomma, grande attenzione sulla prima linea, Dani. Evidentemente vogliono un'aggressione entrambi gli allenatori forti per anestetizzare l'occasione. Intanto però la Roma con Michel, è bravissimo Kaique Rodriguez, Kaique tu,
Filimi a dire di no alla sua ex squadra. E questa è Obrao Michel, proprio con l'aggressione sulla prima linea. Qua appena visto che Cuzzolino copriva il pallone è andato subito senza paura a rubare palla. Poi secondo me è stato un po' pigro, perché la prima ci sta che te la chiudi, la seconda devi cercare di spostarlo, farlo muovere lateralmente, perché è lì che il portiere può avere dei problemi. Nel momento che si muove laterali, che fa i movimenti laterali, passetti, allora lì puoi cercare di colpirlo sotto le gambe. Michel ha cercato un atto di lesa maestà ai danni di Leandro Cuzzolino, che ha piantato il corpo, si è fatto tamponare, fallo. Con questo sono 1316 falli presi così dal... E contatore ancora in fase di aggiornamento. Cai che è andato in verticale su Braga. Vediamo cosa disegna sulla tavolozza dell'84. Cuzzolino si mette in ritmo contro Michel, che gli rimane francobollato, riallarga il gioco sulla sinistra. Attenzione alla conclusione, il destro, pallone che viene deviato, ancora Cuzzolino, ha liberato il mancino, non ha trovato la porta, ma bussa ancora nell'84. Qua hanno lavorato male Ricardinho e Cutruneo, perché Ricardinho ha seguito individuale in quel caso lì, difesa schierata. Cutruneo non aveva il tempo per poter fare il cambio, quindi si è trovato un'autostrada da quel lato Cuzzolino. Riparte la Roma, partita che per ora non sta tradendo le aspettative. Peccato che ci siano quei due cerchi, ovvero lo 0-0 sul tabellone. Bella, intensa e molto tattica, mi sta piacendo sia a livello collettivo come squadra, ma anche tanti bei duelli individuali. Qui Cai che all'alimentare l'azione offensiva dell'L84, che prova nuovamente l'incorporazione col portiere, questa volta ha più tempo per salire il portiere torinese. Uno sguardo alla porta di Sarmiento, accarezza l'idea di calciare, lo fa! Che occasione ancora per l'L84 con Cai Rodriguez. Sarmiento, rilancio lungo, palla che non finisce in fallo laterale, viene alimentato da Fortino, che vuole un posizionamento più avanzato da parte di Michel, che sfida nell'1 contro 1 Braga, arriva fino in fondo Michel, pallone che non è uscito, allora Fortino a lottare, esce bene la formazione di casa, anzi no, prova ad alimentare nuovamente la Roma, è una serie di palle flipper con l'ultimo tocco che è a favore dei giallorossi. Nell'occasione precedente la Roma ha difeso malissimo, nessuno attaccava Cai Rodriguez, ci può stare, ma non stavano in blocco 2-2, erano completamente tutti su un'unica linea a 4. Infatti Leali si è messo le mani in testa perché stavano stavo dicendo sui capelli, ma Fabri lo sa, erano tutti su una stessa linea. Poi è uscito inevitabilmente con ritardo Cutruneo, e allora Cai è stato bravo a calciare basso, raso terra sul secondo palo, dove poi Braga con l'esterno l'ha alzata da 0 metri. Grande occasione per l'L84. È rimasto giù Rodolfo Fortino dopo una collisione, un abbraccio con Lucas Braga. Se la memoria non mi inganna, sono stati anche compagni di squadra al Città di Asti anni e anni fa, quando Lucas Braga era un ragazzino e Rodolfo Fortino era già Rodolfo Fortino. Era già grande. Sì. Tanto stavo osservando come Ossico e Avellino si stavano spingendo amichevolmente, ovviamente. Si riparte con la Roma che corre con Isgro, bravo qui Cai Rodriguez da centrale puro, lettura anticipata, pallone spedita in bocca ai Tigers. Eh sì, perché il portiere diagonali e parallele le deve leggere in anticipo. Il portiere ormai è un ruolo aggiunto, è un quinto difensivo puro. Riparte la squadra giallorossa con Lucio Avellino che sgasa, prova ad andare in verticale, riesce a passare con Ricardinho, c'era Biscossi che stava volteggiando, deviazione, ancora possesso giallorosso. Quando il professore si mette lì dietro la cattedra, ovvero Lucio Avellino, basta un movimento per saltare l'uomo, non tanto con la tecnica, con i movimenti del corpo. Arriva Biscossi, la pisata per Avellino, cercano ancora la giocata, attenzione però con l'L84, con il destro, Sarmiento ancora 2 volte, strepitoso Sarmiento, ancora al destro dalla distanza, ancora Sarmiento, letteralmente a fuoco le mani del portiere argentino, che fa capire perché è stato tra i migliori del mondo. Questa è stata una gran parata, la prima, perché qui non va a chiudere spazio, perché lui è almeno a 6 metri dal pallone, però è rimasto in piedi e ha aperto bene gli alettoni.
Angolo per l'84, cercato Braga, destro forte, deviazione concessa, aveva sbloccato e deciso così la partita con le così di Genzano, con la palla accioppata dall'altra parte. Che coordinazione di Lucas Braga, lo rivediamo qui, Dani. Sì, poi lì il portiere difficilmente la vede partire e difficilmente può fare gesto tecnico. Ancora la palla che viene calciata, masticata questa volta in fase di conclusione. Suona la sirena, chiamato time out da Fabrizio Reali, che vuole correggere più di qualcosa, e allora ce lo andiamo a sentire il cerchio del tecnico romano. Vuole correggere l'uscita di Caiche, inevitabilmente. Andiamo a finire l'azione, perché queste palle sono quelle che loro in contropiede possono creare. La partita è quella che vogliamo fare noi. Mi va bene, dobbiamo, ascoltate, venite, dobbiamo aggiustare il portiere. Vieni, dobbiamo aggiustare il portiere. Se il portiere esce al centro, mancino, e c'è un giallo qua, va questo. Ma se il giallo va via, deve arrivare questo. Sì, se questo va via e sta così, deve venire questo. Se lui porta la palla dal centro e se la porta dal centro. Arrivi te, arriva questo. Mi decide di andare perché sta vicino, gli altri si adattano. Non può venire con la palla fino a qua e non uscire nessuno, Però non la prima linea. Ultima cosa, continuiamo ad attaccare le spalle. Sì, inevitabilmente lo avevamo detto, no? Deve sistemare qualcosa col portiere, perché non usciva nessuno e soprattutto indietreggiavano tutti. E poi l'altra cosa che sta chiedendo è: negli ultimi minuti stiamo attaccando poco le spalle, proprio in virtù di quello che secondo me l'L84 oggi deve ancora sistemare. Lo ha fatto bene la Roma nei primi 2-3 minuti, negli ultimi 5 un po' di meno. Sta più giocando anche per gli interpreti, no? Perché una volta che hai Isgro da un lato piuttosto che Michele, sono tutti giocatori che non attaccano gli spazi vuoti ma vogliono la palla sui piedi. Discorso diverso, uno come Kutrupi, uno come Fortino, piace già più, vedi, attaccare le spalle. Kutrupi accompagnato all'uscita da Liberti. Ci facciamo un giro a bordo campo da Luca Pellegrini, che ha spiato il time out di Diego Rios. Sì, le indicazioni di Rios sono state soprattutto per una maggiore attenzione ad Avellino, e a questo proposito aveva visto bene in postazione Daniele Mennini prima in occasione dell'interruzione del gioco. Stavano parlando Rios e Cuzzolino. Avellino ha provato a spiare, a intercettare qualcosa, è stato mandato via, tutto è finito con una risata, però Avellino decisivo sia dentro che fuori. Intanto si rialza Nicolas Sarmiento, qui Dani rivediamo. Qui coraggiosa e rischiosa. Credo che abbia sbattuto la testa Sarmiento sul LED? No, sullo stinco di Lucas Braga. Ah, ecco. Che morbido non è. No, non è proprio uno stinco di santo in questi casi. Bene. Niente, colpa tua, mi hai contagiato. Dopo 6 anni. Avellino ha sbracciato un pochino Braga in maniera legale secondo gli arbitri, e allora è l'84 che si rimette in possesso. Raguso invita Liberti a prendere il centro, rimane con lui Isgro, cerca di sgasare Fortini, va da Braga, entra Fortini, non trova la porta, è l'84 che incomincia ad avere una produzione abbastanza importante di palle gol. E perché crescono le connessioni con Lucas Braga, che anche qui finta di uscire a sinistra, invece esco a destra, ricevo palla col piede forte e poi sì che posso andare a prendere le migliori decisioni, che può essere un rimorchio come in questo caso, piuttosto che mettersi in proprio. Sarmiento ha cercato una cosa complicata a Fortino, pallone che balla ancora dentro l'area di rigore. Liberti deve saltare anche Caiche, l'ultimo tocco è di Kutrupi, però rimessa laterale in favore della L84, proprio con Liberti, morbido su Braga che pulisce un pallone complicato, anche perché alle grinfie, alle calcagna aveva proprio Avellino. Tuli con la diagonale lunga, torna da Suleiman Tuli l'84, Josico, Liberti, portato blocco da Raguso per liberarlo dalla marcatura di Isgro, che però torna addosso al Diablo. Josico riorienta, prova ad andare, il 10 che va tagliato lungo, Fortino però ha chiuso il casello e allora riparte la Roma, pallone in area di rigore con Kutrupi sporcato il suo possesso, rimessa laterale da posizione sempre molto interessante per i tiratori scelti della Roma. 9:41,
sempre 0-0. Isgro si era liberato per calciare con facilità, ha trovato però le maglie giallo-blu a murargli la conclusione. Come ormai tante squadre usano, mancino entrambe, sia Cutrupi che Liberti, mancino a piede invertito a destra, dall'altro lato c'era Fortini e Isgro, ora è entrato così in questo istante. Fortino addomestica il pallone per Avellino, Isgro a tempo per mettersi in ritmo, elastico, rimane, incomincia a danzare, Liberti si iscrive anche lui al tango. Hop, prova ad andare Isgro, torna all'indietro. Buona la chiusura qui di Cosico, che era rimasto agganciato al suo diretto avversario. Nuovamente rimessa laterale in favore della Roma. Tanto sì, è Tuli che va a fare il pivot quando appalla l'L84 in assenza di Braga. Prova l'L84 adesso a rimettersi in un ritmo offensivo con Liberti, che si è girato rapidamente ma ha trovato sempre il faccione di Isgro ad aspettarlo. Cambio di lato che non è fruttuoso per la squadra di casa. Allora Liberti, ancora 1 contro 1 con il blocco portato da Tuli. Per ora non hanno funzionato questi blocchi preventivi, e allora Liberti ancora in 1 contro 1 dalla sua posizione. Tuli lo costringe ad andare largo, circonnavigare tutta la tre quarti offensiva, va giù il Diablo, non c'è fallo, ma è ancora possesso per la squadra torinese con Caiche che sale nella metacampo offensiva, attacca la pressione la Roma, un po' come voleva Reali, con Isgro a sporcare la fase di ragionamento. Osico ha cercato la sua classica imbucata, non ha trovato nessuno, e allora Sarmiento al rilancio lungo, il pallone che balla dentro l'area di rigore, decolla Caiche e poi subisce fallo da Cutrup. Lavorato bene Isgro su 3-4 movimenti in fase difensiva. Cambiare sul blocco non è facile, molto difficile, però la Roma lo sta facendo bene con Isgro che subisce blocco o legge quando stanno bloccando, in quel caso Cutruneo, e stanno lavorando bene sul cambio sul blocco. Prova il sinistro, vuole deviazione proprio Cutruneo, non c'è stata. Come gli era partita bene la conclusione alla 26, prova a passare adesso l'L84, non ci riesce con Maxi Rescia che si era fiondato nel corridoio. Lavorando bene Cutruneo ora d'anticipo, lasciando giù dei centimetri, inevitabilmente sia Braga Cattuli deve per forza leggere le traiettorie e le connessioni col pivot e poi andare a cercare di anticipare, che non è facile. Sollecitato di nuovo Caique Rodriguez. Deve salire il destro, sì, deve salire il destro, cioè il lato destro, il laterale destro di difesa, ovvero Cutrupi. Osico lascia passare il pallone, torna da Cuzzolino, ovviamente non possono tornare da Caique, deve uscire in un fazzoletto l'L84, poi Osico! Anzi Rescia, scusate, ha cercato un colpo di tacco clamoroso sull'imbucata di Cuzzolino. Cutrupi mantiene il possesso del pallone, cerca la giocata perimetrale la Roma adesso per uscire da una situazione complicata con Michel. Poi il lancio lungo di Sarmiento nella zona dove non ci sono maglie giallorosse, con Cutrupi che va al cambio e non mi sembra che stia correndo benissimo, forse ha preso qualche colpo, non l'ha presa neanche troppo bene. No, era arrabbiato appunto perché aveva sentito un dolorino. Magari tra poco Luca Pellegrini va in fase di spionaggio sulla panchina della Roma, mentre l'L84 non trova con Caique Rodriguez la connessione su Murilo Schiocchet. Brava per adesso la Roma quando gestisce palla a cercare di lasciare in prima linea Rescia, ok, sapendo che i due non seguono individuali in prima linea a meno che il taglio non sia centrale come in questo caso. Attenzione però qui l'errore, allora Cuzzolino prova ad andare, allargato il gioco, controllo, contatto, non c'è niente secondo gli arbitri.
possesso in favore della L84. Bravissimo ancora Cutruneo a immolarsi. Però poteva essere sviluppata meglio questa azione dall'L84, un 3 contro 2 con la Roma che non riusciva ad attaccare il pallone. Puzzolino va ancora in angolo, prova la giocata rapida, sbucciato qui Murilo Schiocchet con una conclusione non perfetta, per poco non inganna Sarmiento, ma ancora l'84. Murilo, pallone fuori con la conclusione che arriva ed è proprio Murilo Schiocchet a sbloccare la partita. 6:36, dai, passa l'84 con Murilo Schiocchet 1-0. Palla persa in uscita dell'L84, è stata brava l'L84 perché non ha forzato, non si è fatta subito prendere dalla fretta di voler concludere subito, ma hanno trovato qua, bravissimo Osico, mascherando questa giocata d'esterno destro per Murilo Schiocchet, che poi è stato bravo. Qui però Cutruneo non si deve girare, deve rimanere frontale perché quella palla può essere intercettata. L'esultanza di Murilo Schiocchet che dunque trova il gol che stappa la partita. Sarmiento adesso va verso la panchina. No, stava chiedendo che c'è una porzione di campo sulla banda di sinistra sotto la nostra postazione bagnata, infatti è arrivato lo spazzolone. E si è acceso il Palamaggiore di Leni. Colombin dà il segno di ripartenza, si è sbloccata la partita. Biscossi chiama e vuole il triangolo, per poco non arriva sul punto di contatto giusto il giocatore in maglia numero 24, abbiamo già ricordato oggi 27 anni per lui. Murilo, Braga a contatto falloso ai danni di Cutruneo, calcio di punizione in favore della Roma, che adesso deve uscire ancora di più dalla propria zona di blocco basso. È vero che la partita è lunghissima. Schiocchet, bravo Biscossi a tornare e a prendersi almeno la giocata difensiva nonostante il possesso sia dell'84. Braga cerca una magia in mezzo a due, Schiocchet prova a calciare, rimasto giù un giocatore della Roma, ancora la L84 e bravissimo Sarmiento a dire di no a Giuliano Fortini. Sì, perché Giuliano Fortini ha visto lo spazio, ci ha tirato. Sarmiento una parata più bella che difficile. Ancora il pallone fuori, addomesticato e giocato però non con le connessioni giuste. Un po' di scarabocchi su queste palle inattive da parte dell'84, che ha giocatori per balistica e tecnica che possono gestirle sicuramente meglio. Break qui da parte della Roma che prova ad avanzare sulla corsia di destra, la conclusione Caiche in spaccata a chiudere il primo palo. Deve seguire meglio qua l'azione della Roma perché non c'era nessuno nell'area di rigore. Infatti qui Cardino ha dato un'occhiata prima di calciare, visto che non c'era nessuno, e quindi tanto vale tirare sul primo piuttosto che tirare sul secondo, sapendo che quello spazio non... Anche perché spesso può essere una palla intrisa di veleno quella sul primo palo per i portieri. Qui il pallone imbucato forte dall'angolo, costretta l'L84 a concedere la laterale. Anche qui palloni carichi di nitroglicerina, perché lì una deviazione può essere estremamente fatale. I fischi del Palamaggiore di Leni al tentativo di rialzare la testa da parte della Roma. Biscossi vince il palo, Biscossi fino in fondo, non trova lo specchio della porta, ma sarà ancora possesso Roma. Partiti 3 in linea, taglio 1, finta di andare sul primo, sul secondo, invece poi il primo lo va a prendere proprio Biscossi. Isgro si mette in ritmo, calcia con il destro, sarà nuovamente giallorossa l'iniziativa. Sì, fanno spesso questo blocco e sfilo. Biscossi che va a bloccare per lasciare quel metro poi per Isgro, per poi decidere se prendersi l'1 contro 1 o il calcio diretto. Avellino, pallone per l'entrata di prima di Biscossi. Arriva Caiche Rodriguez a controllare un rimbalzo favorevole, poi va al rilancio lungo a cercare Fortini che aveva allungato la L84. Torna dentro Robocop Fortino. Sarmiento. Malino stasera il portiere argentino sia con le mani che con i piedi, ne ha sbagliate tante.
in fase di impostazione, perché sì, no, con mani e piedi parlo, sia rilanci con le mani che rilanci con i piedi, malino fra i pali. Occhio che poi arriva la comunità argentina e ce la prende con te, Ragazzi, stiamo parlando di uno dei portieri più forti del mondo. Proprio per quello mi aspetto quel qualcosina in più mani e piedi. Fra i pali, ragazzi, è lirico. Isgro, bravo qui Riccardinho a far sfilare il pallone, ma l'ultimo tocco è suo. Altrettanto bravo Giuliano Fortini a andare a non perdere qui il possesso, prendendo il fallo da parte di Fortino. Lì invece era stato bravo lui a non commettere fallo, accompagnando all'uscita Riccardinho. Collisione ginocchio sinistro tra Fortini e Fortino, singolare e plurale. Raguso. Un po' scioglie lingua. Sì. Tipo Udinese Roma l'altro giorno di calcio a 11 dove c'era Solé e Sule, Zanoli e Zaniolo. Queste cose per voi telecronisti è un piacere, immagino. Anche per chi ci mema, guarda. Ormai Cutrupi per Avellino. 4:30 al termine di un primo tempo molto bello, che forse avrebbe meritato qualche golletto in più, ma sono stati bravi i portieri. Partita aperta, partita che è giocata sempre allo stesso ritmo, non è mai calato, Isgro prova a liberare lui il destro, non trova deviazioni e allora può ripartire l'L84 che continua con queste rotazioni corte nel minutaggio. Sì, 1:30, 1:40, ci stavo proprio facendo caso. Caiche, uno sguardo lungo, palla che gli esce bene e la mette altrettanto giù bene Braga. Quella è la sua posizione. Torna all'indietro da Cosico, anche lui con la classica andatura, sgambettato, calcio di punizione, quarto fallo caricato ai danni della Roma, a 4 minuti spaccati alla fine del primo tempo. Anche qui fatto bello il cambio sul blocco, vedi? Qua è stato bravo Fortino a leggere questo, è arrivato un filo tardi, poi una volta che poi Cosico sposta palla non conviene affondare il colpo. Perché è vero che mancano 4 minuti, ma sai, sei già arrivato a 4, mentre invece solo 2 per la formazione piemontese. Luca Pellegrini, bordocampo. Sono arrivate delle indicazioni molto interessanti dalla panchina dell'L84 per Liberti. Quando l'azione si sviluppa a sinistra sei troppo distante, fatti vedere in mezzo, entra e dai una mano, perché c'è spazio. Andare a giocare lì fra le linee ci sta, soprattutto per un mancino, perché può ricevere la palla in dinamica, stoppare e calciare. Diablo ce l'ha quella, Situazione interessante, perché è vero però che deve venire a giocare in mezzo, ma gli devono portare comunque un blocco fatto bene, perché Isgro si attacca a lui come un koala, si attacca all'albero ed è difficile comunque togliersi di dosso uno che ha il tuo stesso ritmo di corsa. Certo, poi va a lavorare sullo smarcamento individuale, quindi con un contromovimento. Qui viene fatto correre proprio Isgro, pressione forte da parte di Cutrupi, che credo abbia preso soltanto una botta prima, perché mi sembra tornato in campo abbastanza bene il 10 della Roma, che si è preso anche la laterale. Mi sembra che l'ultimo tocco fosse stato il suo. E allora Avellino al limite del conto di 3. Isgro si mette in 1 contro 1, non c'è fallo da parte di Tulli, che fa valere il fisico. Uno sguardo con cannistrada da parte di Dino Isgro. Queste sono difficili da difendere, perché nel momento che tu difendi... Qui attenzione, Sarmiento ferma tutto ancora con l'L84 a tenere viva l'azione. Non ha trovato il colpo decisivo proprio il Diablo Liberti, è rimasto giù Sarmiento e allora interruzione del gioco. Anzi no, sempre Cutrupi, sai? Cutrupi, sì. Perché... vediamo... sì, scontro con Sarmiento, sì. Qui però è stato molto bravo Sarmiento a dire di no a Liberti, che aveva trovato questa linea di corsa tagliente. Vecchietta. La classica. Sì. La più classica e dolorosa Vecchietta. E allora dentro Cutruneo, mancino per Reali. Qui sbaglia Sarmiento, alimenta l'azione dell'L84. Josico vuole andare per la porta, non trova però la conclusione giusta. Negli ultimi minuti la Roma sta facendo fatica a sviluppare, perché la palla alle spalle non la stanno più andando a cercare. Fortino è ultimamente sempre anticipato da Raguso, che sta facendo un grande lavoro su Robocop, che è proprio cliente proprio ancora difficile da marcare.
e soprattutto non riesce a ripartire. Avellino non riesce a togliersi di dosso Tulide, è costretto a dargli la laterale. Allora Raguso riallarga il gioco su Cosico che gliela pisa, invitato Cuzzolino a impostare, poi Cosico viene pizzicato il pallone da Cutroneo e allora rimessa laterale per la L84. Rescia, Cuzzolino, lato su Cosico, si mette in ritmo lo spagnolo, gli vuole portare la sovrapposizione Cuzzolino, chiusa ancora una volta questa tentativa di sovrapposizione della L84 che però si prende una laterale molto interessante. Pallone sul secondo palo, stava volteggiando Rescia, ha letto tutto Sarmiento che questa volta va con il rinvio giusto, si infila nel sandwich Cutroneo e porta a casa un possesso molto interessante. Cutroneo ha appena fatto un intervento difensivo e poi subito ad attaccare la profondità. Crescendo bene sul ragazzo, Tra l'altro credo che sarà uno dei convocati di Salvo Sampieri per l'Europeo alla quale l'Italia è arrivata grazie al successo ai tiri di rigore contro il Kazakistan. Qui intanto Fortino, questa palla non è scesa, è rimasta troppo alta e Fortino è riuscito a indirizzarla bene. diciamo di Cutroneo, Dani, uno di quei ragazzi che la Roma ha preso e fatto crescere all'Olgiata sotto la guida di Fabrizio Reali, che ha vinto tutto a livello giovanile e poi non solo ha fatto un grande europeo under 19, ma credo che sarà davvero una delle colonne portanti della nazionale del futuro. Ma torniamo live con Michel che cerca di premiare proprio l'inserimento centrale di Cutroneo, fermato dal ritorno difensivo dell'84. Qui Cuzzolino riesce a far passare il pallone in un fazzoletto. Tuli per Rescia, Sarmiento aspetta lì l'ex compagno di nazionale. Partito il Tergi Cristallo. Michel qua male, palla pigra e gestione della transizione ancora più pigra. Non è entrato in partita il 17. Michel qui intanto con una crocchetta. Sembra quasi volersi riprendere con un gioco di prestigio su Rescia. Fortino al gomito, scannerizzata la situazione, poi prova ad andare forte da Avellino che invita Cutroneo, ancora Avellino che cerca di imbucare ancora Avellino. Questa volta si alza il pallone, non c'è nessuno però a poterlo raccogliere. Si torna con le rotazioni lunghe. Sì, perché gli ultimi 2 minuti sono stati percepiti dai giocatori con almeno un per 4, perché hanno fatto tutti i tergicristalli e soprattutto grande fase difensiva da ambo le parti. Time out chiamato da Diego Rios e allora aprite qualche programma di traduzione perché parlerà in spagnolo, ma vediamo un po' di carpire le indicazioni dell'allenatore dell'84. Completo para el pívot diestro, ¿sí? Pido el tiempo porque ahora en las últimas defensas tuvimos demasiado el robo. Estamos un pelín cansados, tenemos el cambio alto. Estamos ahí en el 1, estamos seguros. Si en el 2, tranquilidad. Si tenemos una línea, le metéis una línea normal, no línea cabeza. Línea normal con el segundo jugador volea, ¿sí? Y si hay una banda de ellos y es la línea como Barça y no está Fortino ahí, atento es 2 normal para que el cierre haga el ajuste aquí del tío que entra en la paralela y el 4 baja, este se abre, ¿de acuerdo o no? Muy bien, vamos, dale. Pivot, ha usato proprio questo termine. Ora andiamo a mettere il pivot, andiamo a giocare col pivot, ma una volta che andiamo a giocare il pivot dobbiamo partire, ovvero Murilo Scocchier da destra entra dentro per andare a calciare col mancino, perché tanto Braga esce sul lato sinistro d'attacco, quindi voglio che l'opposto vada a calciare col mancino. Caiche va a cercare proprio Braga in allargamento, poi va giù e questo è un fallo pesante perché il quinto caricato ai danni della Roma e dunque L84 ha un solo fischio dal tiro libero. Rivediamo. Qui Cutroneo si fa attirare nella trappola da Braga che gli nasconde il pallone. Una volta che poi ha cercato il 180 ha trovato il contatto e è andato giù. Come sappiamo ormai bene da direttive, le 2 mani sulla schiena o sul petto non te le fanno passare. Una ci sta.
però tutte e due prolungate, più difficile. Luca Pellegrini, flash da bordo campo. Time out di Reali dedicato all'uscita e alla costruzione. Come aveva visto bene Menini, non è soddisfatto per niente di come sta costruendo e ripartendo dal basso la sua squadra. Allora ha dettato 2 o 3 schemi e poi, come al solito, frase finale dedicata alla fase difensiva: forte subito. Allora, sul forte subito ci sta, però è stata anche brava l'L84 poi a capire che quando la Roma stava pressando forte con la prima linea si è appoggiata tanto su Caicche, sia in fase di gestione con i piedi, ma anche con dei bei rilanci. Quello che sta mancando un po' secondo me alla Roma sono le connessioni con Fortino. Non ha giocato un pallone pulito, merito anche di Raguso, merito dei laterali stretti. Cuzzolino direttamente in porta, Sarmiento col muro. Perché Braga voleva mettersi per non far vedere la palla a Sarmiento, poi invece si è proprio messo sulla linea palla. E ti confermo che Sarmiento male con i rilanci. E non è un atto di lesa maestà in questo fase. Comunque, e questa volta è punito il fallo in avanti, sì. Il fallo in attacco. Ha allargato un po' troppo l'alettone Lucas Braga. E allora Reali dice ok, manca 1,35 falli, mettiamo un po' più di esperienza là in mezzo, va. Quindi è entrato Lucio Avellino, che va a cercare Cutrupi, scippato da Iosico. Braga sull'altro lato, Raguso accomoda su Schiocchet, risale Iosico che va da Caicche Rodriguez, che ci regala adesso l'ultimo minuto di questo primo tempo, con Caicche che ha provato a scodellare Fortino. Caicche era rientrato dentro l'area di rigore, ma aveva sentito la porta anche da 22 metri Rodolfo Fortino. Cosico, lato per Murilo. Schiocchet lo aspetta Fortino, prova ad andarsene, calcia col destro. Sarmiento comodo sul primo palo, e poi al rilancio alto, lungo, come nei riscaldamenti, la prende Caicche. Prova a ripartire adesso l'84, Liberty sovrappone Rescia, Rescia! Pallone che resta lì. Sto bravo Sarmiento perché stava andando a chiudere il secondo palo e poi invece ha tenuto il piede d'appoggio basso sul primo palo. E allora Giuliano Fortini sul punto di battuta. Partono tutti e tre fuori quelli dell'84. Fortini la scodella in una zona dove non ci sono però maglie giallo-blu. Fortino ha accomodato a Sarmiento, prova a andarsene qui con una grandissima giocata, ma che rimane solo nel cappello Nino Isgro, che poi si lamenta forse con se stesso perché si è scordato il pallone. Infatti Colombin lo va a riprendere, forse stava avendo la mia stessa interpretazione Colombin, che voleva un contatto, anche secondo me, però Isgro ce l'ha avuta più con se Isgro stesso. ce l'aveva perché è andato più veloce del pallone su una grande giocata del 7. E riparte ancora l'84 con gli ultimi 9 secondi del primo tempo, e devono essere ancora giocati. Intercetto da parte della Roma, che rilancia lungo il pallone e allora congela il possesso. L'84, suona la sirena, fischia 2 volte Colombin, si va all'intervallo con il risultato di L'84 1, Roma 0. La decide per ora il gol di Murilo Schiocchet. Dani. Vantaggio meritato perché la Roma mi era piaciuta molto nei primi 3-4 minuti, anche 5 forse. Poi l'84 ha preso le distanze, ha iniziato a lavorare bene. Ultimo su Fortino, anticipato spesso, perché Raguso ha fatto un grande lavoro lì dietro, e poi ha iniziato a pressare bene con la prima linea, non si è fatta più prendere le spalle e ha creato tanto, sia in ripartenza ma anche con le connessioni con il pivot. La Roma è andata via calando, non riesce a uscire da questa pressione fatta con i tempi giusti da parte dell'L84, in più sta facendo fatica anche a ripartire. Noi possiamo dare la linea alla regia, ci ritroviamo nell'intervallo per parlare di tutti i temi di L'84 Roma.
con il fulmine a ciel sereno dell'addio di Ton. Ci spiega cosa è successo, come l'avete presa voi il gruppo? È successo che abbiamo un competitor particolare noi del futsal che si chiama Kings League. Il richiamo di quel campionato per un campione come Ton è stato molto forte, lui arrivava già da lì, abbiamo tutti creduto che potesse resistere a un secondo richiamo e invece no, ahimè è stato, come hai detto tu, un fulmine a ciel sereno, ci ha lasciato purtroppo anche in un momento delicato della stagione perché abbiamo tanti infortuni e lui per noi era un giocatore molto importante in previsione di un campionato importante. Immagino vi stiate già muovendo per cercare il sostituto, vi siete dati delle tempistiche, avete già individuato dei profili? Ahimè, trovare un giocatore di grande qualità come Ton in questa fase del campionato è molto difficile e ci stiamo muovendo, sicuramente troveremo qualcuno che riuscirà a dare il contributo che cerchiamo, speriamo di riuscire a farlo già prima della sessione di mercato invernale. Un'ultima battuta sul campo, a livello di classifiche e di risultati vi stanno dando ragione nonostante voi in estate abbiate fatto scelte importanti cambiando guida tecnica, cambiando diversi giocatori, quasi un terzo del roster, però il processo di inserimento sembra stia andando bene. A che livello è? Diciamo che siamo secondo me in linea con i tempi, il nostro è un programma di 2 anni, sia con Mister Rios sia con i giocatori che sono arrivati per cercare di alzare ancora il livello. Siamo secondo me appunto in linea con i tempi perché iniziano a vedersi i frutti di un lavoro nuovo, inizia a vedersi un cambio di ritmo dentro e fuori dal campo e quindi siamo sicuri che abbiamo intrapreso la strada giusta. Luca, scusa, grazie mille, buon secondo no. Aspettate, forse c'è una domanda di Daniele Mennini. Sì, volevo chiedere al Presidente come fa a rimanere così sereno dopo che credo che l'L84 abbia subito una grossa presa in giro perché stiamo in diretta. Sì, chiede Daniele Mennini come fa a rimanere così sereno e così tranquillo visto quello che è successo, perché come società, oltre che appunto, come ha sottolineato lei, a livello di campo, il comportamento non è dei migliori. Daniele Mennini giustamente non si è spinto oltre perché siamo in diretta. Ciao Daniele, guarda, rimango tranquillo perché sono in diretta, no, in realtà siamo una squadra di lavoratori, sappiamo che i grandi risultati derivano dal nostro lavoro, dalla bontà del nostro lavoro e non ci dobbiamo nascondere dietro a scivoloni, anche imprevisti, ma comunque che sono cose che fanno parte di questo livello alto e complicato, quindi anche questa è appunto è uno scivolone, è un fulmine, ma siamo qua tutti forti e reagiremo, non ci facciamo fermare da niente. Grazie Press. Grazie mille, buon secondo tempo. Grazie a Luca Pellegrini e anche a Lorenzo Bonaria. Noi possiamo ridare la linea alla regia e poi ci tuffiamo nel secondo tempo della gara tra L84 Torino e Roma. Per ora la decide il gol di Murilo Schiocchet, ma saranno altri 20 minuti molto interessanti. Regia.
E mentre al Polo Maggiore di Leni è partita la discoteca con Daniele Mennini che ricorda la sua giovinezza, adolescenza e giovinezza. Stanno rientrando le squadre con il punteggio parziale di L84 1, Roma 0, il gol di Murilo Schiocchet. Dani, una Roma che ha difeso bene, punita nella fase in cui forse ha abbassato maggiormente l'attenzione, un calo fisiologico vista la pressione forte dell'L84, che deve fare qualcosina in più adesso là davanti, perché è lì che ha difettato la squadra di Reali. Sì, perché poi alla fine, se vai a fare il conto delle parate, inevitabilmente Sarmiento ha triplicato Caiche, ma è un po' quello che abbiamo detto in pre-gara. Sta segnando poco la Roma. L'L84 ha fatto il doppio dei gol della formazione giallorossa, ma perché sta producendo poco. Non è che non è cinica in questo momento, sta proprio producendo poche occasioni, e questo è perché ci può stare che magari c'è la giornata in cui la squadra avversaria ti mette una pressione tale per cui fai fatica a uscire, però serve un qualcosa di più nelle ripartenze. Era partita bene perché Michele ci ha avuto una grande doppia occasione, quindi io credo che debba creare qualcosa di più. Andiamo a bordo campo, flash di Luca Pellegrini con Murilo Schiocchet. Un primo tempo molto intenso, finito solo 1-0, stanno decidendo gli episodi e sta facendo la differenza la fase difensiva. Cosa dovete fare nel secondo tempo per completare l'opera? Io credo che dobbiamo continuare così. Il mister ha detto che dobbiamo continuare intensi, difensivamente pure, e poi le occasioni che abbiamo avuto dobbiamo farlo, il secondo gol e se possiamo il terzo. Però continuare così difensivamente e ancora di più alzare il livello. Grazie mille, in bocca al lupo. Grazie a Luca Pellegrini a bordo campo e a Murilo Schiocchet, che inizia nel quartetto di movimento scelto da Diego Rios, che sta tornando in panchina accompagnato dal suo vice Francesco Giuliano, mentre Marco Pasculli, preparatore dei portieri, va a dare le indicazioni a Caiche Rodriguez. Insieme a Schiocchet ci sono Osico, Tuli e Cuzzolino. Per quanto riguarda la Roma parte Ricardinho nel quartetto iniziale, Dani, e questa è una scelta interessante. Insieme a lui ci sono Biscossi, Isgro e Lucio Avellino. Sì, inevitabilmente anche si è appoggiato alla scelta di non far partire Fortino Diego Rios, e quindi ha levato Raguso. Si è ben comportato nel primo tempo, e quindi 4 un po' più leggeri, conciliabolo tra Tuli e Lucio Avellino. Due pesi massimi, però questi sono giocatori che conoscono questo sport, hanno delle letture diverse rispetto agli altri, riescono a fare tanti ruoli. Ora Lucio sta facendo l'ultimo in questo finale di carriera, no? Però sono giocatori diversi rispetto alla media da un punto di vista di conoscenza e letture del luogo. È partito il secondo tempo, sono rimasto un attimino interdetto dallo fuego con la Roma che andrà a battere questa rimessa laterale, perché l'L84 non ha sviluppato bene la ripresa del gioco. Allora Biscossi prova a sgasare in mezzo a due, pulisce il pallone Ricardinho, cerca la giocata Lucio, e allora sarà ancora possesso per la Roma con Ricardinho sul punto di battuta. Avellino cerca la magia proprio su Tuli. Caiche Rodriguez con il rilancio del Prete, palla che arriva nella zona di Sarmiento, ma ancora la Roma con Isgro, grande giocata, ma il campo era finito. Ma che cosa aveva fatto Nino Isgro? Quanto gli piace quella giocata sulla banda di sinistra, piede, no? Tu. C'è da dire che l'L84 sta difendendo proprio bene con i laterali, perché quando la palla è un po' più in dentro stringono forte per poi riuscire verso il pallone con una velocità molto importante, che non lascia difficilmente il duello individuale a Isgro per quel metro che poi lui va a nozze. Avellino proprio per Isgro, chiamato Sarmiento, rilancio questa volta che era buono, ma è bravissimo Osico con la diagonale lunga a evitare che si potesse attivare Ricardinho verso la porta di Caiche. Avellino cerca di cambiare il lato su Isgro, che torna all'indietro. Eccolo qui la giocata di Lucio Avellino per Isgro, flipperino, rimessa ancora per la Roma, che non sta giocando proprio di 4, Dani. Cioè, Biscossi fa pivot, proprio pivot classico. Sì. Infatti l'ha preso Tuli. Avellino, Isgro,
ancora per Ricardinho, collisione tra i due, pressione forte da parte di Murillo Schiocchet che arriva fallo di mano. Con il fallo di mano da parte di Isgro, che lamentava invece il contatto illegale, il tamponamento da parte di Murillo Schiocchet. Gli si ritorce contro la chiamata arbitrale e dunque primo fallo, almeno così l'abbiamo interpretato. Per ora sul tabellone rimane lo 0, ma credo che tra poco, infatti è stato aggiornato adesso il computo dei falli. Calcio di punizione per l'84 guadagnato da Murillo Schiocchet. Ci deve stare il fallo qua, perché comunque sia, come abbiamo detto prima in occasione del fallo di Cotruneo su Braga, le due mani quando vanno proprio a tamponare, a spingere. Cuzzolino sul punto di battuta, taglio di Tuli, pallone verso Iosico che non inquadra la porta di Sarmiento perché c'è stata anche deviazione. È uscito bene Cutrupi, perché quello di Tuli non era proprio un blocco, ma era proprio uno sfilo diretto al centro dell'area di rigore per far abbassare e far fare densità all'interno dell'area di rigore per poi liberare il calcio di Iosico da fuori. Cutrupi è uscito con i tempi giusti, la palla è arrivata un po' morbidina forse. C'è qualcosa da sistemare. Buchetto in porta. Buchetto nella porta di Sarmiento. Allora parte subito la navetta dello staff della L84 che dovrà sistemare appunto questo buco ravvisato da Colombin e Canistra. Prima dell'interruzione, Dani, c'era Guzzolino che stava dettando proprio i tempi della giocata sull'angolo. Chissà che magari non possono lavorare per un suo sinistro al volo, visto che da lì Tuli può scodellare bene, c'è lo spazio per lavorare per Cuzzolino. Messi a candela, infatti, uno in mezzo, uno blocca e calcia sul secondo percorso. Infatti Tuli cerca Cuzzolino! Ma chi siamo? Udinì! L'avevamo letta ed è arrivato il gol del 2-0 con il piattone di Leandro Cuzzolino che fa secco Sarmiento sul primo palo. Ha raddoppiato l'84. È stato bravo anche Cuzzolino, perché ha capito che se avesse calciato forte probabilmente Sarmiento l'avrebbe presa, invece guarda, la vuole piazzare col piattone sul primo, la fa rimbalzare anche davanti, può sembrare un colpo fortuito, invece lui vedi come la colpisce a schiaffare dall'alto verso in basso, a tirare più di precisione che di potenza. Però questa era una giocata abbastanza, si vedeva da come si erano messi a candela, dove il primo entra sul primo, il secondo cuore dell'area di rigore per bloccare poi l'eventuale marcatore di Cuzzo. Alla poi data con i tempi giusti, E meno male che non stava bene. No, ha recuperato per questa partita. Settimana scorsa era in panchina contro la CDM, ma 0 secondi proprio per Leandro Cuzzolino, che invece oggi è tornato in grande spolvero. Vediamo come reagisce adesso la Roma con Biscossi che cerca di circonnavigare la fase difensiva dell'84. Isgro calcia! Non trova la porta di Kaique Rodriguez, che si era proteso in volo verso la conclusione dell'ex compagno. È stato bravo Tonino, perché ha aspettato proprio che arrivasse Biscossi a fargli il blocco per liberargli lo spazio centrale. Quel cono se l'ha preso, ha calciato per mantenere un po' più la palla bassa. Osico ha fatto quadrato X, poi scodella verso il taglio di Rescia. Sarmiento a cancellare questa azione dell'84 nata da una giocata da PlayStation di Iosico. Quando gli si snoda la caviglia in quel modo e ti lascia sul posto è praticamente immarcabile il 10 dell'84. Sono quelle cose che puntualmente sai e puntualmente difficilissime da difendere. Sta lavorando bene l'84 anche in prima linea, anche ora abbiamo visto un bel cambio difensivo in prima linea con i due indietro invece che Fortini con l'errore da matita blu, e allora Isgro si dimentica di calciare, prova a ripartire con la trattenuta di maglia su Fortini. Si accende un po' una mezza Royal Rumble, pallone che viene tenuto vivo dalla Roma con Ricardinho. Vediamo poi dopo, Dani, se arriva un provvedimento ai danni di Isgro, perché la trattenuta era abbastanza evidente. Ricardinho sfida Rescia, prova con la giocata Fortino. Qui la panchina dell'84 con Diego Rios che proprio va a chiedere, va a chiedere fallo cumulativo, giusto. Con Colombin che dice ho visto tutto, chiede un attimo di pausa. E poi anche quando l'84 ti regala qualcosa, come è stato in questo caso Fortini, non sono riusciti a calciare in porta. E questa cosa, sai, a fine partita, se fai la somma,
Poi le paghi, Qui Braga si allaccia con Cutruneo, che magari paga chili e centimetri, ma in quanto a rapidità gli dà tanto fastidio. E tanta garra, questo ragazzo 19enne sta marcando un armadio a muro come Braga senza la minima paura. Prova la Roma a rimettersi dentro lo spartito della gara. Fortino, Isgro, Eccolo l'isolamento. quella è la posizione che preferisce, incomincia a far andare le gambe, si porta a casa l'angolo con Rescia che esulta ancora come nel primo tempo. Poi Isgro cerca l'arco dentro l'area di rigore dell'84, nuovo possesso però su zolle un pochino più arretrate per la squadra giallorossa. Punita da una giocata da palla da fermo dell'L84 con il gol del 2-0 di Leandro Cuzzolino. Come dicevi tu, Dani, nel primo tempo gli episodi possono instradare una partita, soprattutto un big match come questo. Qui la rimessa laterale sarà in favore della Roma, con Maxi Rescia che non ha fatto complimenti nello spazzare via il pallone. Cutrupi per Cutruneo, allargato a sinistra il gioco. Cutrupi lo aspetta Fortini, blocco di Cutruneo. Fortino vuole far correre il pallone, bravo qui Kaique Rodriguez con la lettura in anticipo e cerca nell'84 di trasformare questa azione in offensiva. A tempo e spazio Liberti per muovere il pallone. Raguso, Liberti da ultimo bypassato. Fortini, la mira sulla porta di Sarmiento che mette il pallone in angolo. Gioca bene perché l'L84 sa prendersi proprio la spazzatura sia in ampiezza quando si mette di 4, ma anche per far allargare gli esterni per poi eventualmente cercare Braga. Altro pallone scodellato fuori, questa volta però Fortino aveva letto bene, ma ancora l'84 con Fortini allargato destro, il 3-0 dell'L84, dormita colossale della Roma e la squadra di casa fa 3-0 con il gol di Raguso. Altra palla persa, brutta in posizione centrale del campo. Poi Cutruneo è andato prima a chiudere il passaggio sull'esterna per Raguso. Allora Fortini ha puntato la porta, la Cutruneo è ritornato a difendere il centro. Tocchetto di Giulio Fortini per Raguso che ha calciato sul secondo. C'è stata anche una deviazione, se non ho visto male, di Cutrupi al centro dell'area di rigore per il 3-0. Questa fa male, questa fa male perché primi 4 pardon, prendi 2 gol, il morale te lo butta giù. Chissà se Fabri Reali vorrà mettere il portiere di movimento anche per cambiare un po' il flow della gara. Questi sono stati 2 diretti al volto per la Roma. Qui Cutrupi cerca di accendersi, non deve perdere però lucidità la Roma. Risale l'84 con la grandissima giocata di Liberti. Sarmiento con la figura. Siamo dall'altra parte con Cutruneo che riallarga il gioco. Il sinistro con Kaique Rodriguez. E l'occasione per la Roma per riportarsi sotto. È rimasto giù Kaique Rodriguez. Mi sa che si è fatto male. Neanche fortunata la Roma, perché qua è stato bravissimo Cutruneo a attaccare questa transizione col 2 contro 1 con la giusta rabbia, con la giusta voglia. E poi Fortini è stato bravo perché finta di calciare, rientra sul piede meno nobile il destro, solo il palo a dire di no. Questi sono tanti piccoli segnali anche, no? Che hai la possibilità di prendere il 4-0. Grande parata di Sarmiento, contropiede, la puoi portare sul 3-1 dopo che lì la partita ti può completamente cambiare, perché dal 4-0 di Liberti, guarda qua che bravo Fortini a mandare per terra, ha tirato col sinistro stesso. Occasione, è il palo. Occasione gigantesca per la Roma. Si è ripreso Kaique Rodriguez che si allarga, aggredito forte da Cutrupi. È l'84 che risale il capo. Iosico, grande giocata su Cutrupi. Ancora libera nel sinistro. Sarmiento con la parata saponetta riesce a rimediare il portiere della Roma.
momento di shock per la formazione giallorossa, dicevi giustamente tu, colpita bene però qui intanto con Cutruneo sul secondo palo, Kayike a stoppare tutto. Però grande apertura di 4 con i due intermedi che... Yosiko con un altro aggancio extra lusso, Sarmiento con le ginocchia in scivolata a mettergli il pallone fuori. E torna Lucio Avellino in campo per cercare di dare ossigeno e fosforo alla Roma. Migliore della Roma, Cutruneo senza se e senza ma, ricordiamo 2-0-0-6. Qui attenzione, che occasione enorme per Yosiko che non ha trovato la deviazione vincente perché la sua conclusione è stata mandata fuori, ha accarezzato. Grande parata col piede di richiamo. Questa è paratona. Ancora pallone fuori, Fortino con il petto, è costretto però a fare retromarcia. I fischi del pala maggiore di Leinin sul tentativo della Roma, fermato qui per un momento Cutruneo. Fortino, ancora Cutruneo, lo aspetta Tuli che lo aggredisce. Avellino, Cuzzolino gli sradica l'idea e si riprende il possesso con Kayike Rodriguez al limite dei 4 secondi della giocabilità. Tuli all'indietro per Cuzzolino, spinge in avanti l'1-2, bellissima qui nell'84 con un'azione corale che si chiude però con l'assist errato di Raguso. Cerca di ridistendersi la Roma, ma cosa aveva fatto la squadra di Diego Rios in rapidità? Qui Fortino invita la conclusione il compagno, fermato allora Raguso, rimette il mirino sulla porta di Sarmiento, risale Raguso con Cuzzolino accompagnato fuori da Lucio Avellino. La rimessa è in favore dell'84. Diego Rios, stavo guardando il linguaggio del corpo perché era il momento delle transizioni e del tergicristallo e continuava a dire spingi, 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 quindi accetta anche il momento transizione. Pallone fuori con il destro, cosa che magari sai sopra 3-0 allora dici facciamo qualche meno transizione onde evitare che poi ce ne possiamo prendere un'altra. Fase spettacolare della partita. Cosico, sfida tra capitani, sgasa su Fortino, pallone che viene sporcato da Sarmiento, riesce a uscire bene la Roma. È ritornata però benissimo all'indietro dell'84 sotto la linea del pallone. Fortino, Isgro, Ricardinho cerca l'1 contro 1 il 14, poi picchia forte il suo passaggio di mancino su Fortino che stava cercando di comparire sulla sua linea di passaggio. Bordo campo Luca Pellegrini. Il 3-0 è stato assorbito in maniera completamente diversa dalle due panchine. Diego Rios è ancora più scatenato di quando il risultato era solo 1-0, non vuole che la sua squadra cali l'attenzione. Reali ha detto invece calma, non è successo niente, manca una vita, è calmissimo. Ci sta perché quando poi prendi il 3-0 il pericolo è che vuoi fare subito il 3-1, invece in quei momenti Fortino aveva invitato a calciare Ricardinho, Kayike non può evitare la laterale. In quei momenti è meglio non prendere il 4 che subito avere magari la fretta di fare il 3-1, perché il 4 ti manda KO proprio definitivamente, anche se poi sappiamo che il definitivo in questo sport non c'è mai! Esatto. Con Ricardinho che si fa trovare pronto sul secondo palo, l'ha riaperta la Roma, è sbucato alle spalle di tutti, 3-1. Quando c'è poi, ripeto, il professore in cattedra, ovvero Lucio Avellino, che maschera questa palla fino alla fine, aspetta il movimento di Ricardinho sul secondo palo. Questa giocata è gradevole, estremamente gradevole. Qui ancora un po' di camomilla per la fase difensiva dell'84 che si dimentica completamente Ricardinho che è sfidato in maniera, Dani, guarda, 4 su 4 immobili, non c'è nessuno che ha fatto un movimento, neanche un mezzo passo indietro, 4 su 4 mobili, difficilmente sai difendere. E dunque si riapre la partita mentre la regia indugia su Rodolfo Fortino, uscito dal rettangolo di gioco, si può ripartire. Infatti fischia Colombin con l'invasione da parte di Biscossi nel cerchio di centrocampo e anche quella di Ricardinho, che dunque ridà vita alla Roma. E Dani, quello che dicevi tu prima, passata la fase di tempesta emotiva dell'L84 che non ha trovato il 4-0, eccolo qui l'episodio che può ridarci un altro tema all'interno di questa partita che si stava incanalando in maniera
forse quasi un monologo dell'84. Sì, perché poi anche questo sport ti ricorda sempre, non te lo insegna più ormai, che appena abbassi un attimino la guardia, e l'84 l'ha abbassata in questa fase difensiva di questo fallo laterale, perché ripeto, 4 su 4 fermi, Caicca è l'unico giustificato che può rimanere fermo perché vedete il portiere, e inevitabilmente l'avversario ti fa male. Premiata anche la pazienza di Reali, che adesso viene aiutato anche da Fortino come una sorta di vice allenatore, chiamava la salita a Sarmiento, però non ha sviluppato bene la Roma, nonostante questo si è presa la laterale. Avellino, Isgrossi ritorna sempre da quel suo lato, sovrappone Ricardinho, preferisce andare da Avellino. Roma costretta al giro palla difensivo anche dalla pressione forte dell'L84, che sta riagganciando quella fase. Attenzione, la palla imbucata, il gol del 4-1, Giuliano Fortini riporta +3 la L84, giocata rapidissima, la laterale, è arrivato come il Frecciarossa Giuliano Fortini. 4-1. Se ne è accorto subito che stavano difendendo male, se ne è accorto subito che erano messi di partenza male, non c'è stato nessuno che è uscito, ha tagliato là in mezzo per andarsi a prendere questa simil parallela, da lì non può uscire neanche Sarmiento. Questo gol non è fatto con i piedi, questo gol è stato fatto con la testa, perché l'ha letta subito la fase difensiva della Roma, messa male con le spaziature sbagliate. Gran bella lettura di Giulio, che dunque riporta l'L84 a +3, ricacciata all'indietro la Roma. Esploso nuovamente il palamaggiore di Leini, con il secondo gol in campionato di Giuliano Fortini. Bravissimo, ha avuto proprio la lettura anticipata dell'azione, pallone coi tempi giusti, poi da lì ha giustiziato Sarmiento. Qui Rescia, bravo Biscossi proprio su Rescia, ma è tornato proprio Giuliano Fortini, che insomma Dani, io lo vedo che stai prendendo appunti. dell'L84 ce ne sono diversi, sulla Roma mi sono già espresso, sicuramente sì. Sarmiento fra i pali oggi ha parato tanto, però un po' troppo impreciso, mani e piedi malino. Dell'84 sai cosa? È presto. Qui Biscossi, cercato una torsione scopadea per liberare il sinistro. Non è il piede nobile, però apprezzabile il tentativo. Dell'84 sto dicendo mi sta piacendo tanto per adesso la fase difensiva della prima linea, dove stanno lavorando tanto e bene, e anche la seconda, perché ora quella cosa lì che sta chiedendo Rios, che è molto particolare ed è difficile da fare, ovvero prima linea con i cambi, seconda linea individuale, la stanno facendo proprio bene questa sera. Ha riprovato a fotocopiare l'azione di prima la Roma, questa volta si è chiusa a riccio la difesa dell'L84. Ancora presto, forse per movimenti con la maglia del portiere in movimento. Reali studia la situazione. Fosico fermato da Ricardinho, che va dritto per la porta. Caicca Rodriguez, ancora lui a dire di no a un'azione potenziale della Roma. Mi ripeto, Caicca, tu, essendo grande ex di serata, è stato bravo su Ricardinho, l'ha invitato quasi a calciare là. Però rivediamo il 14 la Roma, che mi sembra quello un po' più vivo in questa fase. Sì, è stato bravo, non è riuscito a dare forza da lì, perché è vero che è stato bravo a calciare di punta, però non gli è uscita la punta quella diretta, gli è uscita una palla un po' morbidina. Cutroneo è stato pressato forte, cerca la Roma di uscire da questa tenaglia dell'L84 in fase di pressione. Sta dicendo proprio questo Cutroneo. Io sto andando qua che ho appena recuperato un pallone e nessuno mi ha seguito, avrei messo una palla in mezzo. Proprio questo, anche tanto carisma. Avellino sul punto di battuta, cerca l'imbucata ancora per Cutroneo, che aveva tagliato nel cono centrale. Non c'è stata però la conclusione precisa del laterale siciliano.
possesso ancora per la Roma quando... Ho fischiato fallo. Ah, fallo? Sì. Sono convinto avesse dato la laterale, infatti Anch'io. caricato il secondo Però fallo. Il braccio era basso. Sì. Quando mancano 6 secondi al giro di boa del secondo tempo, 4-1 per l'L84 sulla Roma. Kutrupi, taglio lungo ignorato da Fortino, che torna da Isgro, che sta giocando tantissimo. Congelato per ora Michel da Reali. Forse Dani hai avuto, come quasi sempre, la lettura psicologica sulla prestazione del ragazzo. Oggi male. Tanto bene aveva fatto col Napoli. No, ma a me piace molto. La premessa è che poi è un giocatore spagnolo che se tu lo vedi giocare diresti che viene da tutte le altre nazioni del mondo tranne che dalla Spagna. Ha un modo di giocare che non è spagnolo, è molto più sporco, non è pulito come sa il classico giocatore spagnolo. Talento non ne parliamo. Cosico punta Kutrupi, poi prova ad andare per la porta, si inventa invece l'assist per Rescia, anzi per Raguso, che aveva tagliato sul secondo palo. Bravo Raguso, eh? Anche io comincio a far fatica a capire cosa vuole fare. Beh, però è stato bravo Raguso, che gli ha dettato questo passaggio con questa apertura, no, a parentesi tonda. Bene Isgro, chiamato, pallone fuori. Allora, voleva ripartire l'84 perché la Roma era ovviamente sbilanciata. Tuli a udienza con Cannistra, che vuole richiamare a sé anche Isgro. Un po' di parole con Liberti, cerca, e adesso arriva il giallo per Nino Isgro, bloccato anche da Colombin. Eccolo qui Michel, esce Nino Isgro. Fasciatura di Nino Isgro alla mano, uguale a quella di Lamine Yamal, comunque sia. Dunque ammonito Antonino Isgro, ce lo annotiamo. Il lancio lungo, Sarmiento con un controllo così, pallone che si alza e poi arriva tra le mani di Caiche. Aggancia Fortino la prima linea di pressione. Cuzzolino va da Fortini, che ha una grande giocata in testa. Cutruneo con la scivolata lunga non si fa impaurire dalla brasatura. Poi Colombin si frappone tra Fortini e Cutruneo. Ha fatto un blocco assoluto. No, perché Colombin stava appunto mettendosi lì davanti per dire Cutruneo ti devi spostare. Fortini aveva la testa bassa e ha battuto subito di corsa. Infatti proprio questo sta dicendo Colombin. A parte che se Colombin mi dice qualcosa io dico sì signore. Assolutamente. Quindi Fortini, uno sguardo in area di rigore, pallone cioppata fuori, destro, che non trova la porta da parte di Cuzzolino. Mi fa strano vederlo coordinarsi così per il destro. Può fare quello che vuole Leandro comunque. Ancora Cuzzolino, giocata corta con Liberti, poi cerca una palla visionaria su Rescia. Partito un secondo tardi Maxi, perché questa giocata di solito la fai per andare a imbucare sul pivot, invece qua la giocata è stata fatta bene per andare a cercare la palla sul secondo di prima. Fortini riparte dal basso l'84 con Caique Rodriguez, che voleva lanciare Liberti, che prima è sembrato lamentarsi, poi ha quasi apprezzato il tentativo del compagno. (8:29) al termine della partita, 4-1 per l'L84 contro la Roma. Torna Braga sul rettangolo di gioco e mi sa che si è aperto Cutruneo. Sì, ginocchio, esce sangue, sappiamo bene che quando c'è ferita aperta deve andarsela a coprire. Quella scivolata che ha aperto fuoco sul parquet del Palamaggiore. Caiche con la giocata no look sbagliata, e allora la Roma prova a ripartire con Kutrupi, che carezza l'idea di calciare, poi ha servito Fortino. Bravo Caiche in
in uscita bassa, poi un'altra conclusione da fuori di Avellino che non trova il corridoio giusto. Allora Cuzzolino vuole far correre ancora Fortini in posizione di sparo, non si concretizza questa ennesima transizione qualitativamente eccelsa dell'84. Eh sì, e la transizione prima della Roma è stata sciupata da chi non te lo aspetti mai, ovvero dal killer col 20, ovvero Robocop. Cai che è rinvitato alla danza, sale, poi riallarga, bravo qui con la giocata ancora dell'84 che non trova il gol del 5-1 con Braga. E qui la punizione poteva incominciare a diventare pesante per la Roma, graziata da Lucas Braga. Altro break della seconda linea dell'L84 che sta anticipando la qualsiasi, crea superiorità, gestita bene, tranne solo la finalizzazione. Avellino cerca di imbucare nel cono centrale che si era aperto per Cutrupi, che intelligentemente aveva preso la posizione di mezzo. Soltanto laterale per la Roma. Si riparte adesso con Lucio Avellino, con la sua classica andatura va da Michel. Avellino prova ad andare da Fortino, pallone che rimane in campo, sponda, bravo Cutrupi per andare nuovamente da Michel. Vediamo cosa inventa, l'11 non riesce a trovare il Pertugio per il suo tiro. Avellino si porta a casa una laterale per poter cercare di pizzicare ancora l'L84. Giocata a 2 con Fortino, palla che non passa, Braga nello stretto, Cutrupi a calamitare il pallone sotto il mancino. Torna da Lucio Avellino, avanza il 18, imbucata visionaria per Fortino, questa volta però gliela cancellano. E allora Schiocchetta alimenta Braga che riesce a passare, Braga fino in fondo, Sarmiento con la parata bassa in uscita a dire di no, prova a riuscire Cutrupi. Lato Fortino, prego, come si stoppa il pallone, chiedere Rodolfo. Michel, 1 contro 1 dello spagnolo, prova ad accentrarsi, libera il destro, non passa, ancora l'L84 a testuggine, a mettersi là dietro, a chiudersi e a non concedere situazioni di 1 contro 1 pulito alla Roma. Dentro Tommaso Ceccarelli e possiamo andare a bordo campo da Luca Pellegrini. Diego Rios ha accettato l'idea che la sua squadra possa rallentare il ritmo in fase di possesso, ma in fase difensiva non vuole che cali di un secondo la pressione, di 1 millimetro, scegliete voi l'unità di misura dell'intensità. Ha proprio mimato fisicamente come andare addosso all'avversario. Fortino. E mi sembra che lo stiano accontentando, perché guarda qua come stanno difendendo. Guarda con che intensità, non riescono a fare mezzo passaggio pulito, che hanno già subito l'uomo addosso. Ma questo lavori bene, cioè loro non lavorano quando la palla viaggia, lavorano prima. Guarda già Raguso come è già addosso a Fortino, guarda. Che ha provato il velo per spezzare la linea di pressione dell'L84, Riccardinho però era andato qualche centimetro più avanti e non ha trovato la connessione col pallone. Braga danza sulla palla che però gli viene portata via. Ora Avellino torna ad alimentare Ceccarelli, Riccardinho ha alzato il pallone che non tocca il tetto del Palamaggiore, Ceccarelli con un colpo di testa all'indietro, poi Sarmiento prende il rimbalzo del pallone contro il muro, torna in campo Cutruneo. Vediamo che però la Roma continua, Dani, a fare fatica proprio a trovare una traccia, un testo da poter sviluppare. E il merito c'è da dire che è dell'L84 che sta mantenendo veramente 35 minuti di un livello difensivo altissimo. Tuli, Cutruneo lo scippa, si porta a casa la laterale da posizione offensiva, suona la sirena perché Reali ha chiesto time out e allora ce lo andiamo a sentire, perché chissà che spoiler ci darà. Deve entrare una con calma, non c'è fretta. Entra intanto Anthony per Rodolfo e Tommaso va sopra, facciamo un altro minuto così, appena la palla va fuori mettiamo il portiere e Lucio
Isgro, parte Michel, parte Kutrupi e parte Fortino, anzi Fortino e Kutrupi. Facciamo un altro minuto così e poi cambiamo o sul laterale o su un angolo. Nostra la palla, Palla nostra, sì, palla nostra. Allora abbiamo subito. Vai, cerca. Stavo dicendo esattamente questo, perché aspettare un altro minuto che hai già la palla sul laterale? Infatti magari Fabri pensava che la palla fosse un po' più verso la propria area di rigore. Infatti Kutrupi ha già la maglietta del portiere di movimento. Andiamo a vedere già chiamate codificate, quindi non ha chiamato un qualcosa di preciso. Dunque portiere di movimento alle porte in casa Roma. Luca Pellegrini era nella zona di Diego Rios. Luca. Sono state soprattutto riguardanti le giocate preimpostate sulle fasce, in parte come aveva già anticipato nel primo tempo. Vuole che una volta che il pallone venga allargato i giocatori si facciano vedere in zona centrale. Poi ha previsto il portiere di movimento della Roma e ha dettato la fase difensiva. Avellino, di là ci vanno Isgro e Michel per ora, che prova a liberare il sinistro, non trova la porta di Kaique Rodriguez. Attenzione che però cercano di trovare quella giallorossa con uno degli specialisti della casa su queste cose, Cuzzolino, che però colpisce il tetto del Palamaggiore. Rivediamo qui Dani. Diviso bene Iosico qua, ha indirizzato Michel sulla banda, che è quello che vuole vedi come difende Iosico, chiude di nuovo il passaggio indietro. Attenzione a Kaique, fischiato l'angolo per la Roma, con Michel che è rimasto a terra colpito da un avversario. Sai che credo che sia sul contrasto sul tiro, perché la palla è stata ammortizzata e lui è andato a calciare. Vedi, quando calcia, no, gli prende proprio il piede di appoggio. Sì. Abbiamo il numero 11 spagnolo che è rimasto giù. Infatti si tocca la destra, calciato col sinistro. Pronto Biscossi per andare a lavorare in alto, e cambia anche il portiere perché la maglia l'ha messa Cutruneo. Sì, ovviamente il portiere deve essere mancino perché sta sul lato delle panchine in modo che possa uscire subito. Infatti prima ora c'è la Kutrupi e subito dopo Cutruneo, ovviamente tutti e due mancini a destra, ovvero Fortino e Kutrupi. Biscossi a colloquio con Chiara Perona perché gli sta chiedendo se può entrare, perché non ce la fa con Michel dall'altra parte. Ha preso una botta forte sul piede d'appoggio. Io pensavo l'avesse presa proprio sul piede di tiro, invece Murillo Scocchi l'ha toccato sul piede d'appoggio. Dunque è entrato Biscossi che si va a mettere in alto in angolo. Fortino e Kutrupi qui a destra. Kutrupi lo vedrete tra un po' con la maglia bianca del portiere di movimento. Qui attenzione, contatto, è andato giù Isgro con Iosico, che ha qualcosa da ridire anche a Gannistra per questo tentativo di Isgro. Ancora i due che si pizzicano. Giocata all'indietro da Avellino che invece predica calma. Attenzione, il pallone è rubato ma non inquadra la porta Maxi Rescia, che aveva azzannato il possesso di Christopher Kutrupi. E la L84 si alza per non far mettere subito il portiere di movimento alla Roma. Qui però è costretto a mettere il pallone fuori. Però altro anticipo di Raguso, fine gara ne avrà fatti almeno una quindicina. Mi è piaciuto tantissimo stasera, devo essere sincero, mi è piaciuto tantissimo. Marcare quel signore là con la 20. Capito, cioè, non è che sta marcando me. Anche perché tu facevi il portiere. L'aggressività. Intanto qui la L84 va vicino al quinto gol, ancora con una rubata forte da parte di Maxi Rescia, che però con l'esternino. Bravo, lì non devi calciare d'esterno, devi calciare d'interno. Biscossi ha saltato. Qui Avellino poi con lucidità riallarga subito a sinistra su Isgro. Si riposiziona la Roma con il 5 contro 4. Avellino, uno sguardo, prova a imbucare, pallone che non arriva a destinazione, poi non trova neanche la porta. Però qui l'L84 che per la quarta volta su 4 possessi. Qui Iosico, forse gli è arrivata la palla sul mancino, forse è arrivata sul destro. Stanno lavorando tanto quei laterali, sia Maxi Rescia che Iosico stanno lavorando proprio tanto e bene. E poi questo ragazzo qua continua ad anticipare.
e allora spinge Tuli che prova ad andare con il colpo dell'84 per il 5-1 con il suo numero 5. Maxi Rescia ha fatto la manita, la L84. Roma al tappeto. Roma è al tappeto e lo vedi da quello che ha chiamato ora Reali. Basta portiere di movimento, che non è una resa. Per ora l'ha convinto, perché gli ha detto prima, la prima cosa che ha detto a Sarmiento, ha detto aspetta, rimani. Poi si vede ci ha pensato giù. Tanto rivediamo. Stanno lavorando bene, Pier. Stanno lavorando bene in fase difensiva. Oggi l'L84 è sul pezzo dal primo all'ultimo minuto. Morbido morbido, Maxi Rescia sull'uscita di Sarmiento. Tanti 1 contro 1 in nazionale argentina. Qui lo ha punito Maxi Rescia per il gol numero 5 dell'84 con il suo numero 5. Fischietto in bocca per Colombin. Si riparte. Gara che ha preso il rettilineo finale con un tema ormai abbastanza definito. Vero è che basta poco per riaprire i gironi infernali dello sport dentro questo 40/20. Sì. Però il mio grande allenatore diceva finché c'è un minuto a gol si può far riprendere tutto. Qua mancano 3 e monetine. Fortino ragionando e conducendo il pallone, va da Isgro, Biscossi. Isgro lo aspettano, scarica su Avellino che ricarica su Biscossi che evita un avversario, torna da Avellino, riallargato il gioco su Fortino, ricompare Cutrupi in alto in angolo. Avellino, Fortino, vediamo che lato sceglie di caricare la Roma, va sempre a sinistra, giocata rapida che però viene murata ancora da Mattia Raguso, che ha tra il 7,5 e l'8 in pagella stasera. Cutrupi, Avellino, riallargato il gioco della Roma, costretta a sfogare perimetralmente la propria azione offensiva. Qui la scippata dell'84 che vuole andare per la porta. Attenzione a Liberti, uno sguardo per il sinistro che non inquadra i pali. E l'84 che se deve spingere, spinge. Luca Pellegrini, flash. Non so se fosse uno degli schemi mostrati prima nel timeout, ma Diego Rios ha fatto un blocco sull'arbitro 1, Giulio Colombin, perché è scatenato nonostante il 5-1. Rescia, Fortini, sfida Biscossi, riallarga il gioco su Liberti, ancora Fortini, all'indietro a sua volta da Caiche, cuce ancora l'84 con il rilancio del proprio portiere. Sarmiento a rimettere in gioco la Roma, che sembra, Dani, questa volta aver alzato davvero a bandiera bianca sul portiere di movimento. Anzi no, continua, però sai, manca 2 e lo fa Cutruneo, che si va a posizionare alto in angolo a destra come lo era stato prima Cutrupi. Isgro in cabina di regia, mirino sulla porta, calcia Nino Isgro, tanta forza, un po' di frustrazione, mira non precisa. Non è tanto quanto manca il risultato, sono le vibrazioni che senti nell'L84. Sta facendo una fase difensiva con un'organizzazione, un'intensità da far spavento. L'impressione è che possa mancare anche altri 10, ma fare gol a questa squadra mi sembra difficile stasera. Anche perché ha rialzato il voltaggio dell'attenzione dopo il gol di Ricardinho, quasi che Diego Rios abbia preso una frusta per ritornare a quell'intensità e concentrazione. 4 secondi. Qui 4 secondi dalla giocata del portiere, altra testimonianza. Ah no, sai cosa? Forse perché l'aveva presa, visto che l'aveva data Sarmiento prima, esatto, il doppio tocco. Cutruneo l'ha presa nella metà campo. E questa è un'altra prova dello status di questa sera della Roma, soprattutto in questa fase di partita dove l'84 è stata famelica rispetto a sabato scorso. Dani, sembra una squadra completamente ribaltata nell'animo e nella propria convinzione. Qui intanto Rescia ancora ad andare dritto, si divertono anche a giocare negli spazi i giocatori di Diego Rios. Murilo Schiocchetta per Caique Rodriguez che va al rilancio lungo, toccato ancora una volta illegalmente il soffitto, e allora la Roma si rimette col portiere di movimento, cambia ancora gli interpreti reali. Isgro
Qua Avellino allargato a sinistra, c'è anche Biscossi su quella linea. Riccardinho prova ad andare da Cutruneo, lo aspetta Raguso, non passa il pallone, qui Rescia con un sombrero, poi steso da Cutruneo, arriva giustamente il cartellino giallo per Ivan Cutruneo, che ha letteralmente abbattuto Maxi Rescia. Ti posso dire Mattia Raguso MVP, mi è piaciuto tantissimo. Te lo appoggio. Perché difendere uno come Fortino non è mai facile, sapeva a cosa andava incontro, l'ha preparata bene sia da un punto di vista individuale di marcatura, ma anche poi sia da un punto di vista un po' più collettivo. Fa il gol del 3-0. Fa il gol del 3-0, che però lo sai, a me quello piace fino a un certo punto. Vero, però ti dico che però bravo, fai 2 fasi con una grande intensità e sai che in mezzo a Cuzzolino, Maxi Rescia, Fortini, tu li sai che il tuo nome non è uno di quelli magari, no, in mezzo a questi mostri, e fai una gara del genere, te lo meriti, ma proprio arrivi primo, secondo e terzo. Ecco. Qui Sgro con non proprio delle carezze, Biscossi fino in fondo. Sta parata? Mamma mia, Caiche sulla botta a colpo sicuro di Matteo Biscossi, paratona. Parliamone, volendo. E mi sa che qua per la top parate della divisione, tra quella di Sarmiento e questa, ce n'è di... Questo è difficile perché dal basso verso l'alto, sopra la testa, che sono quelle più difficili da parare. Ancora Isgro a liberare il destro, Caiche ingloba il pallone tra le proprie mani, Fortini lo aspetta Isgro, va da Liberti, prova a sgasare il Diablo in mezzo a 2, palla c'è, palla non c'è, Osico, Accademia per l'L84 che però non viene accettato dalla Roma, con Isgro che è andato a pressare il tentativo di congelamento. Attenzione che si allacciano proprio alla fine. Fischiato fallo, ma manca un secondo. Sì, con Ceccarelli che ha tirato fuori l'orgoglio giallo-rosso. Suona la sirena, a posto così, la L84 vince 5-1 contro la Roma e dà di nuovo un bel messaggio al campionato, nonostante la detonazione settimanale è tornata e lo ha fatto aggredendo e azzannando la partita di questa sera. Dal primo all'ultimo minuto. Vittoria mai in discussione, non sto parlando del risultato, sto parlando proprio dell'atteggiamento della formazione guidata da Diego Rios. Ha azzannato dal primo centimetro di campo dalla prima linea e poi ha lavorato bene soprattutto con la seconda, cosa che magari settimana scorsa a Genova non era successa. E quindi ti dico, vittoria strameritata per la formazione piemontese. È l'84 che dunque vince e convince, sale a quota 16 in classifica, a 3 punti dalla Meta Catania che ha battuto il Savia Testa Mantova. Ancora aperti invece i parziali di Napoli e Feldieboli che sono sul 3-3, così come quello di Sporting Sala Consilina contro l'Eco City Genzano. Dani, per una classifica è un campionato bellissimo che comunque ci sta dando delle belle indicazioni, non ci sono ancora delle gerarchie ben definite. Certo è che questa è l'84 che mi ha ricordato molto quella che ha aggredito in maniera brutale la Camera la prima giornata per ritmo e intensità, ha risposto molto bene alla defezione di Ton e siamo sicuri che sul mercato certamente la formazione piemontese qualcosa farà, in attesa di Mattia Raguso in zona con Luca Pellegrini. Tanto tra poco lo avremo ai nostri microfoni, facendo la foto con il trofeo dell'MVP. Noi domenica sera, Dani, tra l'altro ci risentiamo dalla Pala Cicogna di Treviso per Cames Andrabate, partita invece che ha punti pesanti per la salvezza in palio, perché la tagliola quest'anno là sotto è molto ampia. Luca Pellegrini con l'MVP della Serie A, quinto per questa partita, ovvero Mattia Raguso. Pietro Mazzara e Daniele Mennini in telecronaca elencavano un po' le motivazioni. Difendere su Fortino non è mai semplicissimo, rete del 3-0, entrambe le fasi ad alta intensità, è stata una partita fantastica sia la tua che quella della squadra. Sì, sono contentissimo per la prestazione della squadra, perché alla fine quello è l'importante, quello che conta. Siamo stati bravissimi in fase difensiva, abbiamo cercato di annullare il loro gioco con il pivot e sono contentissimo.
Poi Pietro Mazzara sottolineava, rispetto all'ultimo turno sembravate un'altra squadra. Vi siete detti qualcosa in settimana o prima della partita? Perché il risultato stasera, non tanto il 5-1, ma la prestazione sul campo è stata perfetta. No, sinceramente non ci siamo detti nulla, anzi abbiamo continuato a lavorare come abbiamo sempre fatto in questi 2 mesi con il nuovo mister. Abbiamo cercato di mettere in campo le nostre qualità e ci siamo riusciti alla grande, siamo contenti. Luca, senti, una domanda per Mattia. Come si sta trovando con questo gioco di Diego Rios? Lui che sta da ultimo e da quello che ho visto io qua la prima linea cambiano, la seconda linea individuale. A me sembra che stasera abbia fatto una grande gara e abbia capito al 100% quello che stia chiedendo il mister. Chiede Daniele Mennini come ti trovi con questo nuovo modo di difendere di mister Diego Rios, tu che sei ultimo, perché la prima linea cambia, la seconda linea difesa individuale, come ti stai trovando? No, mi sto trovando molto bene, il mister ci dà delle indicazioni molto chiare su quello che dobbiamo fare sui loro pivot in fase difensiva alta, bassa, abbiamo varietà nel difendere, quindi penso che i risultati si stiano vedendo. Grazie mille, in bocca al lupo per il proseguo del campionato e complimenti per stasera. Grazie a Luca Pellegrini e a Mattia Raguso, l'L84 va a esultare sotto la propria curva. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi questa sera, ricordandovi il risultato finale L84 5, Roma 1. Grazie da Pietro Mazzara E Daniele Mennini. un saluto e a domenica, ciao!